Parola d'ordine: organizzazione, passione e la risposta: complimenti. Grazie, hai detto le parole chiave. Organizzazione e passione, soprattutto sottolineo la passione perché è quello che ci contraddistingue nell'organizzazione di questi eventi che facciamo davvero con grande cuore, quindi quest'anno all'interno della nostra manifestazione abbiamo recuperato la tappa della navicula che purtroppo a luglio è saltata per maltempo, quindi abbiamo unito le forze con la FIDAPPA, che è una società con cui, un'organizzazione con cui collaboriamo da anni. Questa è la 18ª edizione, inglobata all'interno della 6ª edizione del meeting Golfo dell'Asinara. Quindi passione, cuore e tanta organizzazione. Silvia, non è mai scontato, no? Riuscire a organizzare e realizzare delle manifestazioni di questo genere. Nemo profeta empatia, qualcuno dice, no? Però Silvia Fioravanti, ma chi ti ferma? Grazie. Sì, diciamo che facciamo eventi internazionali come ormai penso che le persone che ci seguono sanno, Coppa del Mondo Paralimpica, campionato italiano FISDIR, però qui siamo a casa e quindi questo per me è sempre una gara emozionante perché diciamo che è la città in cui siamo nati, in cui abbiamo portato avanti tutti i nostri progetti dal 2006. Nel prossimo anno, nel 2026, facciamo 10 anni di attività e quindi qua mi sento a casa e quindi per me questa è, forse rispetto anche alla Coppa del Mondo, sono le gare con cui veramente parliamo di quel cuore di cui parlavamo prima. Aquatic Team Freedom, e quando senti tanti dei tuoi atleti ai nastri di partenza credo che sia la gratificazione maggiore, al di là dei risultati, Silvia? Esatto, al di là dei risultati, 38 partecipanti oggi, ieri, è il numero più alto di atleti iscritti nelle 2 giorni di gara ed è il nostro, sicuramente perché siamo a casa, ma sicuramente perché abbiamo fatto un lavoro in questi anni proprio di cultura delle acque libere e quindi il risultato diciamo in questi anni di lavoro si è visto nella grande partecipazione e per me ovviamente vederli al sfilare chiamati dal nostro speaker Simone è sempre un'emozione bellissima. Mi piace dire una frase con Danilo Russo, cronaca di un successo annunciato. Ma diciamo che diamo continuità al progetto Acque Libere in Sardegna, anche se dal tono minore perché rientra nel circuito nazionale e vede principalmente il movimento isolano partecipare, ma la presenza dei 2 atleti nazionali della Tadeucci e di Marcello Guidi ha dato sicuramente il risalto a questo evento. E più ci piace ricordare che ci sono 9 regioni provenienti dalla penisola ed è sempre una bella promozione di questo sport che vede l'Italia ai vertici e la Sardegna punto di riferimento a livello internazionale sulle acque libere. Sardegna è ormai vocata a queste iniziative davvero meritorie per quanto riguarda il nuoto in acque libere, si è ritagliata un posto importante ma non solo nella nostra penisola. Assolutamente, diciamo che in questi anni abbiamo dimostrato serietà, capacità organizzative, professionalità e siamo un punto di riferimento a livello internazionale. Lo scorso anno abbiamo ospitato la Coppa del Mondo Olimpica, la Coppa del Mondo Paralimpica e il Mondiale Juniores. Quest'anno la Coppa del Mondo Paralimpica e la Coppa del Mondo sarà a ottobre di Golfo Aranci. L'anno prossimo stiamo lavorando per qualche novità sempre come prima volta a livello mondiale, siamo a buon punto e niente, quello che ci teniamo a fare è, oltre che promuovere questa attività, ovviamente la promozione del turismo sportivo e soprattutto delle acque della Sardegna. In effetti ora comincio a prenderci gusto a venire perché insomma ci sono abbastanza spesso per una cosa o per un'altra e ormai poco di turismo quanto di cose da fare in Sardegna, quindi è un piacere sempre venire, sono grato a chi mi ha invitato anche questa volta, ho accompagnato Ginevra Tadeucci e quindi insomma godiamoci anche questi giorni. Sardegna che è praticamente una location dal nord a sud, est e ovest che si presta a questo genere di manifestazioni e soprattutto è un buon viatico proprio per la promozione di uno sport che anno dopo anno mette consensi. Ma io direi che un'isola come la Sardegna
debba solo richiamare le gare di questo tipo, quindi le gare in mare. Il mare è eccezionale, il clima pure, gli abitanti della Sardegna praticamente ogni giorno sono a contatto con il mare, quindi più di qua credo che sia il massimo parlare di nuoto di acque libere qua giù. Con il primo cittadino di Porto Torres, città ormai vocata a quella che è l'organizzazione di grandi eventi sportivi. Siamo felicissimi perché ogni anno miglioriamo, questo è il 6º meeting Golfo dell'Asinara e le acque libere stanno diventando davvero patrimonio dei turritani, speriamo di crescere sempre di più anche grazie al fatto che arrivino qua anche atleti internazionali come Ginevra e Marcello che anche quest'anno hanno fatto da padrini e madrina all'evento. Siamo felicissimi per l'alto numero di partecipazione, stiamo migliorando, dai. Diciamo che Porto Torres ha questa vocazione sportiva, lo ha in varie discipline, in vari ambiti e stiamo migliorando ancora più. La cosa che ci manca, al di là delle acque libere che ne abbiamo in abbondanza, è probabilmente poter puntare su strutture che lavorino tutto l'anno, dunque anche piscine chiuse, riscaldate, per permettere a tanti giovani e meno giovani di poter praticare questo splendido sport. Do un assist, di fronte abbiamo un'isola che è quella dell'Asinara che potrebbe essere un bacino naturale per organizzare ulteriori eventi e magari con una portata ancora più planetaria. Questo è l'obiettivo, a fine settembre ci sarà Escape to Asinara, il meeting in acque libere è nato proprio sulle acque dell'Asinara, abbiamo difficoltà dal punto di vista logistico, stiamo cercando di far comprendere un po' agli enti titolari dell'isola, almeno come immobili, di investire insomma, un po' di più per avere la possibilità di permettere agli atleti di poter dormire sull'isola per poi dare tutto il loro massimo dal punto di vista agonistico sulla splendida cornice e sullo splendido mare dell'Asinara. Con Marcello Guidi uno di quegli appuntamenti importanti di una stagione che si preannuncia molto interessante anche nel prossimo futuro e i prossimi impegni. La Sardegna poi insomma è un posto particolare nella tua preparazione, diciamocela tutta, sei molto affezionato a questa terra. Sì, sono affezionato perché ovviamente sono nato qua, sono nato a Cagliari, per cui è sempre un piacere tornare nonostante manchi da 7 anni, ora sono in sede a Roma, però quando posso torno per tornare a vedere la mia famiglia e anche per tornare nella mia società, la Radiantes Cagliari, e allenarmi là. Una storia lunga quindi quella che ti lega, oltre la questione della nascita proprio vera e propria, però una crescita anche davvero esponenziale che hai avuto in questi anni, grandi soddisfazioni, insomma un campione è un campione e poi se è sardo ancora meglio. No, sì, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una crescita importante anche a livello di risultati, sia in Coppa del Mondo, Coppa Europea, anche agli Europei, Mondiali dove sono riuscito a prendere le prime medaglie. Quello sicuramente è tutto merito del lavoro, dell'impegno ed è anche del mio staff che mi ha seguito in questi anni, come il mio allenatore Ivan Sacchi, per cui sicuramente dietro c'è tanto lavoro, ma poi quando magari arrivano le soddisfazioni c'è anche tanta soddisfazione. Marcello, sei praticamente il mentore per questa disciplina, per tanti ragazzi che nella nostra isola si avvicinano a quello che è l'attività proprio agonistica, perché l'hai detto e sottolineato, sacrificio, passione. Sì, no, assolutamente, infatti è un piacere venire anche a fare queste gare perché comunque vedo tanti ragazzini che magari ci vedono anche come delle figure diciamo importanti da seguire. Io infatti vorrei essere un esempio anche e soprattutto per i ragazzini sardi che si affacciano a questo nuovo sport, per comunque fargli vedere che si può arrivare anche a fare un mondiale, a fare un europeo con l'impegno, la dedizione e il sacrificio. Mi piace iniziare questa intervista con Ginevra Taddeucci con una semplice parola, bentornata. Sì, grazie, sono molto contenta di essere qui, sono contenta di essere stata invitata, la Sardegna è bellissima, quindi sono stata in vacanza, ho fatto le Coppe del Mondo, quindi è sempre un onore partecipare a queste gare.
Fai da trade union, come d'altronde Marcello, a quello che è la promozione di questo sport che è meraviglioso, e poi a girarsi intorno tanti giovani che si stanno avvicinando a questa disciplina. È una responsabilità importante. Sì, è meraviglioso, soprattutto eventi come questi avvicinano un po' a uno sport che magari non ha lo stesso seguito del nuoto in vasca, però è uno sport meraviglioso, soprattutto nuotare in posti come la Sardegna è meraviglioso. Ovviamente anche le Coppe del Mondo, penso che la Sardegna sia una delle acque più belle dove abbiamo gareggiato, e quindi fa sempre piacere vedere anche i ragazzi che si avvicinano, la gioventù che inizia un po' a approcciarsi a questo sport. Sono contentissima. Per la Commissione Sport del Comune di Porto Torres, Antonello Cavita, un successo di pubblico e una grande sottolineatura per l'accoglienza che la vostra città può dare a queste manifestazioni sportive. Noi indubbiamente siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Diciamo che non avevamo alcun dubbio, perché conosciamo la società Albatros, sappiamo che quando si muove riesce a mettere in piedi degli eventi che sono degni di questo nome. Poi il forte richiamo che ogni anno riesce a fare anche con atleti di caratura nazionale come i nostri due olimpionici, quindi questo qua ci porta sempre ad avere aspettative molto alte. Fortunatamente il nostro territorio si sta aprendo anche a eventi del genere e di questo ne siamo grati, e indubbiamente iniziamo a mettere in mostra anche tutta una serie di location che si prestano a questa attività qua. Una società, quella dell'Acqua Freedom, che insomma merita davvero attenzione, perché è un lavoro capillare che fanno 38, mi pare di ricordar bene, gli atleti iscritti del territorio, della città, un numero davvero importante. Sì, Porto Torres da questo punto di vista sta riscoprendo un po' che era una sua caratteristica un po' dimenticata, che era quella del nuoto. Noi non dimentichiamo che abbiamo una struttura sportiva cittadina molto importante che è intitolata a uno dei primi nuotatori di Porto Torres, che è il campo Angelo Occone. Il discorso è che indubbiamente oggi dobbiamo adeguarci come strutture per quanto riguarda questa attività, e i nostri atleti sono un po' sacrificati indubbiamente. Uno degli obiettivi dell'amministrazione infatti è quello di cercare quelle risorse necessarie per riuscire a mettere in piedi strutture adeguate affinché i nostri ragazzi possano crescere in ambienti sicuramente più ospitali, perché i sacrifici che loro stanno facendo in questi anni sia un sacrificio che sia ripagato anche da chi deve tener conto di quelle che sono le strutture sportive cittadine.